Giallo a Venezia per la morte di una donna trovata in casa. Si tratta di un'ex modella di 53 anni. Sul corpo un ematoma. La polizia sta indagando per accertare le cause del decesso. Il giorno dopo l'omicidio dei genitori per mano del 25enne Diego Gugole, a Chiampo è il giorno dell'incredulità. Il sindaco ha deciso di proclamare il lutto cittadino per i funerali. 8 denunciati per gli scontri di domenica prima della partita Giorgione-Bassano, quando due gruppi di tifosi si erano affrontati con bastoni, cinghie e catene. I carabinieri hanno disposto il DASPO. Il caso del 15enne picchiato in pieno centro a Treviso. La madre del ragazzo accusa inaccettabile in una città come questa, ma il sindaco Conte replica: famiglia corresponsabile. Gli autotrasportatori annunciano: se il governo non interviene sul costo dei carburanti dal 4 aprile noi ci fermiamo. Da Belluno anche gli edili minacciano la serrata. Caro energia, l'agricoltura resta tra i settori più colpiti, ma preoccupare è anche l'assenza delle materie prime come il vetro e il sughero per imbottigliare i vini. A scendere in campo anche i sindaci. Primo incontro plenario fra istituzioni e vertici di ANAS per l'istituzione di un tavolo periodico che valuterà le iniziative propedeutiche alla realizzazione delle grandi opere per le Olimpiadi 2026. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali c'è la cronaca con il giallo di queste ore a Venezia, dove una donna di 53 anni, un'ex modella, si tratta di Claudia Bernardi, è stata trovata morta in casa. Aveva dei lividi. Tragica scoperta stamane a Venezia. Claudia Bernardi, 53enne del posto, è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione in Sestiere San Marco, tra i campi San Samuele e Santo Stefano. È stato il papà, non sentendola da alcuni giorni, a lanciare l'allarme e chiedere aiuto alla polizia. La porta di casa infatti era chiusa dall'interno e lui non riusciva ad entrare. Quando gli agenti delle volanti lagunari sono giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno trovato il corpo della donna senza vita. Dai primi riscontri sarebbero stati trovati dei lividi e la 53enne aveva anche un occhio nero. La polizia scientifica sta effettuando gli accertamenti per trovare i possibili indizi riconducibili alla morte. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, sarà l'autopsia a rivelare ulteriori dettagli sul decesso di Claudia Bernardi. Una morte che potrebbe essere accidentale, come no. Potrebbero esserci legami col mondo della droga e non si escludono questioni legate al denaro. Ma per ora si tratta solo di ipotesi e supposizioni, nulla è certo. Quello che è certo è che la morte di Claudia avviene a pochi giorni da un'altra drammatica vicenda sempre a Venezia: il ritrovamento dei corpi senza vita delle sorelle ultra ottantenni Livia e Gladys Naccari. E non è avvolto dall'incertezza quanto successo a Chiampo nei giorni scorsi, l'uccisione dei due genitori da parte del figlio 25enne. Quella di Chiampo è una comunità sotto shock, con il sindaco pronto al lutto cittadino. È il giorno dell'incredulità qui a Chiampo. All'indomani della confessione di Diego Gugole, il 25enne accusato di omicidio pluriaggravato per aver freddato con un'arma da fuoco illegalmente detenuta i suoi genitori martedì mattina mentre erano in casa. Sergio, 62 anni, ex titolare di una conceria in pensione, e Lorena, 59enne, casalinga. Il sindaco ha deciso per questo di proclamare lutto cittadino nel giorno in cui saranno celebrati i funerali dei due coniugi. E avremo le bandiere a mezz'asta appunto nella nostra città, proprio per ricordare questi nostri due concittadini che purtroppo sono scomparsi in maniera così efferata. Ed è un evento che sta facendo riflettere, sta facendo appunto pensare tutta la nostra comunità. Data ancora da definire, i corpi a disposizione dell'autorità giudiziaria per accertare le modalità dell'omicidio parzialmente ricostruite da Diego durante l'interrogatorio. Omicidio che sarebbe stato meditato da tempo, ha confessato il giovane, che in tarda serata di martedì si è andato a costituire dai carabinieri. Alla base del gesto gli 800.000 euro investiti dai genitori, cui puntava per comprarsi una casa. Tragedia sulla quale emergerebbero dettagli relativi alla psicologia del giovane, che avrebbe dichiarato al PM di aver intrapreso dei colloqui con uno psicologo su insistenza dei genitori. Qualcosa che mai avremmo pensato si potesse verificare qui, un Fiumicino sereno, una comunità tranquilla tutto sommato,
Quindi questo fatto sta facendo pensare molto tutti i miei cittadini, sta facendo riflettere molto tutti i miei cittadini, c'è uno shock ormai generale per quello che è accaduto, nessuno ci vuole credere, non siamo ancora capaci di pensare che sia potuto accadere. Famiglia ben voluta e partecipe alla vita collettiva, il cui punto di riferimento era il santuario della Pieve. Il comitato organizzatore della Sagra dell'Assunta, a cui Lorena e Diego partecipavano, ha intenzione di dedicare alla famiglia straziata un momento di preghiera. Era una famiglia che se gli chiedevi qualcosa loro erano sempre disponibili. Il papà, ma soprattutto la mamma e il figlio, tutti e due erano disponibili per la Sagra. La mamma era nel direttivo, Diego mi dava una mano quando lo chiamavo, anche per fare i panini, per fare tante cose. Mai visto arrabbiato Diego, sorridente sempre. Ho appena proposto di organizzare una sera o domani anche di organizzare una preghiera per i nostri cari alla Pieve dei frati, perché è giusto che sia dei frati questa preghiera intanto. Tante le domande, ne abbiamo parlato con il responsabile del servizio di età evolutiva dell'ULSS 8 di Vicenza. Dramma familiare, follia, stupore. Non ci sono parole. Quando un figlio strappa la vita ai genitori resta un senso di confuso disorientamento, perché un delitto lascia sempre attoniti, soprattutto quando è contro natura, quando l'omicida versa sangue del suo sangue. Qual è il profilo di chi arriva a tanto? La ricostruzione spetta agli investigatori, ma anche agli psicologi e forse ai sociologi. Ci sono già delle buone analisi sociologiche che mettono in evidenza come siamo in una cultura narcisistica, una cultura, come dire, che guarda più alla performance e quindi chiede molto a molte capacità a ragazzi, alle giovani generazioni, e quindi, come dire, spinge molto sulla gratificazione e poco sulla frustrazione, la capacità di tollerare le frustrazioni. Ci sono diversi ambiti a cui allargare un'analisi della tragedia di Chiampo. Alla base del delitto una somma di denaro, 800.000 euro, a cui sembra che il giovane puntasse per comprare un'auto e una casa ad Arzignano. Al momento non aveva un'occupazione. Nel corso dell'interrogatorio avrebbe riferito che ultimamente non gli piaceva lavorare. Questo dice anche sulla capacità di progettare, di rendersi autonomi e di guardare con una prospettiva anche attiva di autonomia verso la vita adulta. E questo, come dire, è un tema che riguarda molti adolescenti, cioè la capacità di diventare grandi, diventare autonomi, progettare con vitalità la loro vita e il loro futuro. Insomma, fare un'analisi specifica spetterà agli specialisti che incontreranno Diego, il giovane accusato dell'omicidio della sua famiglia. È un bel cortocircuito questo, perché rimette in discussione i legami familiari, l'idea, come dire, della vicinanza e dei rapporti con la famiglia, e quindi vanno, come dire, un po' messe in evidenza quelle che sono le caratteristiche di come vivono i ragazzi oggi all'interno della loro dinamica familiare, il rapporto con la loro progettazione e con la loro crescita. Si sta tenendo in questi minuti a Palazzo Chigi la conferenza stampa del Premier Draghi. Si sta in qualche modo annunciando la fine dell'emergenza, gli step per arrivare alla fine dell'emergenza Covid. Proviamo a collegarci con Palazzo Chigi. Che lascia sperare bene è quello, ecco. Poi vedrò il presidente Biden settimana prossima, giovedì, c'è un vertice NATO e stiamo lavorando tutti sulla visita con tutti significa non solo il Palazzo Chigi ma la Casa Bianca. Ecco, il presidente Draghi sta in questo momento rispondendo alle domande dei giornalisti sulla crisi ucraina. Vi posso però dire cosa è stato detto fino a questo momento. Si supera il modello a colori definitivamente, si superano anche le quarantene per
contatto anche per chi non è vaccinato. Resta l'isolamento solo per i positivi. Sopra i 50 anni non è più necessario il Super Green Pass, ma il Green Pass base. Non so ancora darvi le date precise. Sospensione dal lavoro solo per personale sanitario, lavoratori delle RSA e delle strutture sanitarie. Quindi ci saranno 2 step per il superamento di Green Pass e Super Green Pass. Ovviamente tutti gli aggiornamenti nel corso delle nostre edizioni. Ma ritorniamo alla cronaca che ci porta a Galzignano Terme. È morta per le esalazioni di fumo causate dall'incendio divampato nella sua abitazione. Dramma a Galzignano, in Viale delle Terme 56. Santina Zerbetto, 63 anni, è stata trovata esanime dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere il rogo. In cucina, a terra, la tragica scoperta. Il corpo senza vita della donna, quasi sicuramente morta intossicata dal fumo sprigionatosi dai mobili. Sul posto i carabinieri e i medici del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della signora, che viveva da sola dopo la morte del marito avvenuta nel 2019. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, ma quasi sicuramente dovrebbero essere state provocate da un guasto elettrico di uno degli elettrodomestici della cucina. Forse, quando la donna si è svegliata, la sua casa era già piena di fumo. Dopo pochi passi dalla stanza da letto è caduta senza sensi. La figlia, che vive nel Veronese, aveva allertato i carabinieri preoccupata perché la madre non le rispondeva al telefono, come invece faceva tutte le mattine. Il marito della vittima era Paolo Bolognin, un noto ingegnere. I vicini e il sindaco Riccardo Masin raccontano che da quando era rimasta vedova, Santina Zerbetto passava tutto il suo tempo in casa, usciva al massimo per la spesa e per andare in cimitero. Ci sono 8 denunciati per gli scontri di domenica scorsa a Castelfranco Veneto, prima della partita Giorgione-Bassano. I carabinieri hanno chiesto anche il DASPO. Sono 8 i soggetti identificati e denunciati dalla compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto dopo gli scontri tra tifosi avvenuti domenica pomeriggio all'esterno dello stadio, poco prima dell'inizio della partita tra Giorgione e Bassano, valida per il campionato di calcio di eccellenza. I militari hanno identificato gli 8 ultras che, in base ai primi riscontri, avrebbero partecipato attivamente agli scontri, ripresi in video che mostrano in tutta la loro violenza i tifosi affrontarsi con cinghie, catene e bastoni. Gli 8 finiti nel mirino delle forze dell'ordine, alcuni dei quali già noti alla giustizia, sono accusati del reato di rissa aggravata e per loro, oltre alla denuncia in procura, è stata richiesta l'emissione del DASPO, vale a dire il provvedimento di divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Rimaniamo nel Trevigiano, ma andiamo a Treviso città per il caso del 15enne picchiato in pieno centro, con la madre del ragazzo che ha accusato il comune. Inaccettabile in una città come Treviso, ma subito è arrivata la controreplica del sindaco Conte. Se i genitori sanno che ci sono delle situazioni spiacevoli o rischiose, hanno l'obbligo per legge e morale di avvisare le forze dell'ordine e soprattutto di non lasciare andare il figlio a mettersi nei guai, come ahimè è successo. È duro il sindaco di Treviso Mario Conte dopo lo sfogo della madre del 15enne picchiato da 2 coetanei sabato pomeriggio nella centralissima via Canova. Il ragazzo, a cui il primo cittadino manifesta la propria solidarietà, ha riportato la frattura del setto nasale tanto da dover essere operato. Per lui la prognosi è di 30 giorni. Secondo la donna è inaccettabile che in una città come Treviso accadano episodi del genere e a rincarare la dose ci pensano il suo legale, Fabio Crea, insieme al circolo territoriale di Fratelli d'Italia e la consigliera PD Antonella Tocchetto. Tutti invocano maggiori controlli, maggiori risorse e maggiore impegno da parte del comune, ma Conte non ci sta. Vedo che ci sono anche avvocati che siedono al banco dell'opposizione e non, che approfittano di queste situazioni, di questi episodi certamente spiacevoli per strumentalizzare un po' la questione, però credo che in questo caso il problema sia proprio quella mamma, che 1 giustifica il figlio, 2 ha nascosto il fatto che c'era un regolamento dei conti e 3 si è preoccupata prima di parlare con le istituzioni di parlare con i giornali. Questo è esattamente l'atteggiamento sbagliato dei genitori e quindi io credo che sia corresponsabile questa mamma, tant'è che sarà anche mia cura segnalare queste dichiarazioni al prefetto perché le ritengo davvero molto gravi.
Ognuno si assuma le proprie responsabilità, sbotta di fatto il sindaco, che fin dalla prima ora si era rivolto alle famiglie per arginare le problematiche legate alle liti e agli scontri tra ragazzi. Ribadisco l'impegno totale da parte dell'amministrazione nel lavorare unitamente alle forze dell'ordine e al prefetto per risolvere questo problema, che è un problema sociale. Care e cari, da qualche ora anch'io sono risultato positivo al Covid dopo un tampone di controllo. Il sindaco Sergio Giordani a rivolgersi così ai padovani. Sto bene e non ho sintomi, precisa Giordani, a parte un leggerissimo raffreddore. Mi sono messo in isolamento e seguo tutti i protocolli previsti, dice il sindaco, che continuerà da casa l'attività amministrativa. E apriamo adesso il capitolo dedicato al caro bolletta, la vera emergenza di questi giorni per tante imprese e famiglie. E c'è un settore in particolare in ginocchio, è quello dell'agricoltura. Noi viticoltori o comunque agricoltori, penso in tutta Italia, chiediamo al governo di ritornare un po' sui propri passi per quello che riguarda i costi relative alle risorse energetiche. La richiesta è quella di tanti imprenditori e famiglie, ma tra i filari di Saccol, nel cuore della DOCG, ha un peso specifico. In attesa dei provvedimenti del governo, il settore primario è forse quello che maggiormente sta subendo gli effetti della crisi, collegato anche al rialzo delle materie prime, iniziato un anno fa e ora insostenibile. Troviamo delle enormi difficoltà per quanto riguarda il reperimento delle materie prime, quindi vetro, cartone e tutte quelle materie prime che ci permettono poi di creare la bottiglia finale, quindi tutto il packaging che ci serve per confezionare il prodotto finito. Nicola Geronazzo è a bordo del suo trattore e da enologo sottolinea un problema in particolare, ovvero il rischio di ritrovarsi senza tappi in sughero. La produzione è concentrata soprattutto in Spagna. Questi blocchi dei trasporti eccetera metteranno in difficoltà anche questa parte del packaging che a noi serve per completare la bottiglia. Ecco. Ma essere mobilitati sono anche i sindaci dei comuni più agricoli della Marca. Valdobbiadene, come un comune prettamente agricolo, chiede alle istituzioni e al governo di avere una sensibilità particolare per la calmierazione dei prezzi delle bollette delle utenze. Non chiediamo dei sussidi di mantenimento, ma chiediamo dei sostegni temporanei per poi continuare a lavorare con il grande spirito e la grande volontà che ha sempre contraddistinto i nostri agricoltori. A Vidor e Pieve di Soligo i primi cittadini mettono in chiaro come la misura prospettata dal ministro Cingolani di ridurre di 10-15 centesimi il prezzo alla pompa non sia sufficiente. Questo sconto non è sufficiente, non è assolutamente sufficiente. Dovrà essere il governo, lo Stato, che darà delle soluzioni anche a noi enti comunali, darà delle soluzioni e dei sostentamenti. I comuni sicuramente faranno quello che potranno, però sostanzialmente siamo anche noi in difficoltà. Non bastano 10 centesimi, gli interventi devono essere strutturali e pesanti, ma soprattutto va capita e va gestita questo tipo di crisi. Serve veramente una spinta da parte del governo, delle istituzioni che hanno il potere di poter individuare delle soluzioni, a dare delle risposte immediate o quantomeno di dare delle prospettive che siano chiare in maniera che le persone possano organizzarsi. E proprio a causa di questi rialzi e delle difficoltà a reperire materie prime, anche i costruttori edili bellunesi sono pronti a forme eclatanti di protesta come la serrata. Uno scenario, questo, che si sta registrando in questi giorni, che rende impossibile continuare a lavorare. Tuona il presidente della sezione costruttori edili di Confindustria Belluno Dolomiti, Paolo De Cian, pronto a chiamare gli imprenditori a chiudere i cantieri se entro la prossima settimana non arriveranno novità significative da parte dell'esecutivo. E sul piede di guerra sono anche gli autotrasportatori. L'Unione Nazionale degli Autotrasportatori di Merci ha deciso di fermarsi dal 4 aprile a causa del caro carburante. Questo a seguito di un incontro con il governo che si è concluso con un nulla di fatto. Abbiamo deciso perché dopo l'incontro di martedì
che abbiamo richiesto del rispetto delle regole, di riuscire a stare nel mercato, e questo problema energetico il governo non ha dato niente, ha dato delle regole di intenti che non servono. Quindi siamo stati costretti a fare la programmazione del fermo dal 4 aprile in modo che il governo decida in modo deciso e adeguato di sostenere il trasporto italiano, che è per una ripartenza del trasporto, della logistica e di tutto quanto. Quindi anche i 15 centesimi per noi, se c'è un costo industriale basso, potrebbe essere impattante. In questo momento serve poco, serve perché serve anche per tutti i dipendenti, i committenti, per tutti quelli che stanno viaggiando in questo momento, perché un problema energetico è un problema. Per noi è tanto impattante, ma non solo quello, anche tutto il discorso della filiera delle regole ci serve, perché dipendenti, assicurazioni, soste, burocrazia, revisioni, acquisto di mezzi, non c'è più una programmazione e noi non possiamo sempre anticipare tutti questi costi senza sapere come va a finire. Noi abbiamo bisogno di più, abbiamo bisogno di anche delle regole in cui ci possa in qualche modo dare un sostentamento maggiore. Se in queste settimane il governo non interverrà, gli autotrasportatori si fermeranno e a rimetterci sarà l'intero paese, perché le scorte, soprattutto quelle alimentari, non garantiscono una lunga copertura. A questo si aggiungono le speculazioni denunciate dal ministro Cingolani, che mantengono elevato il costo di carburanti e additivi. C'è un po' di speculazione certamente, ma c'è anche probabilmente una difficoltà ad approvvigionarsi, perché con la guerra in corso non credo sia semplice portare a casa tutto il carburante che ci serve. Mi dispiace che Cingolani parli di speculazione, visto che lui è il ministro della Repubblica e dovrebbe essere il primo ad affrontare un aspetto speculativo, visto che stiamo parlando di carburante e che è fondamentale per il funzionamento non soltanto dell'autotrasporto, ma di tutta una serie di altre attività che vengono svolte in questo paese. Quindi il primo intervento avrebbe dovuto farlo lui, senza aspettare che i trasportatori facessero un po' di confusione in mezza Italia per sollevare questo problema. Nuovo stop alle trattative di cessione dell'ACC, siamo a Borgo Valbelluna. Crescono infatti ansia e disperazione per i lavoratori sottoposti a una vera e propria corsa a ostacoli. L'accordo per la vendita prevede una chiara indicazione sulla cassa integrazione, un chiaro pronunciamento sugli incentivi e una stretta sui tempi di attuazione. Le risposte attese dal Mise non sono ancora arrivate. FIM CISL ha chiesto oggi l'intervento pronto e responsabile dello Stato, che è l'unico in questo momento in grado di determinare la buona riuscita dell'intera operazione. Adesso per noi la pubblicità, a fra poco. Di nuovo in studio per ritornare a Belluno e parlare di Olimpiadi, perché questa mattina in prefettura c'è stato un incontro molto atteso e importante. Obiettivo condiviso: la creazione di una corsia olimpica per arrivare in tempo all'evento del 2026. Istituzioni ANAS sono state convocate al tavolo della prefettura dal vice ministro alle infrastrutture. Stiamo recuperando il tempo perduto, afferma Alessandro Morelli, che non nasconde le criticità ma che sottolinea come le opere previste abbiano la priorità assoluta per il Paese. Purtroppo la società delle Olimpiadi è stata costituita nell'ultimo periodo e sono stati persi i 2 anni precedenti. Detto questo, nell'ultimo anno siamo riusciti a parificare attraverso una norma le opere olimpiche con quelle del PNRR. Condivisione delle iniziative e sburocratizzazione, un approccio organico già sperimentato che può contare su nuove economie per infrastrutture e impianti sportivi. Stiamo parlando di circa 1 miliardo di euro e quindi su questo noi stiamo veramente puntando l'attenzione, spingendo sull'acceleratore. Non c'è allarme rosso, ribadisce Morelli, ma la crisi, è inutile negarlo, genererà ripercussioni. In questo momento dobbiamo valutare gli impatti che la crisi ucraina ha determinato e quindi da questo punto di vista oggi ci limitiamo a registrare le esigenze del territorio. Solo con questo approccio possiamo riuscire a realizzare gli obiettivi che rimangono quelli di portare a casa le opere nei tempi previsti. Precedenza assoluta alle varianti di Longarone, Taia e Cortina, oramai pronte all'appalto. Per quanto riguarda le opere olimpiche è chiaro che l'iter deve essere sicuramente tagliato rispetto a quello dei mondiali, altrimenti
non si arriva e l'obiettivo è arrivarci, mi pare molto chiaro. Fiducia e ottimismo per raggiungere gli obiettivi entro 4 anni, tanti quanti separano Cortina e Milano dall'evento che potrà rappresentare il primo biglietto da visita al mondo per il rilancio post-crisi. La richiesta è quella di avere una corsia olimpica, quindi procedure assolutamente più veloci, si è perso molto tempo, però adesso bisogna accelerare. In ultima battuta vi ricordo che torna questa sera alle 21:15 l'appuntamento con la Zanzega, stavolta alla scoperta delle pianure dell'Alto Livenza, dal Medioevo al Romanticismo, senza dimenticare le tante eccellenze del territorio con Lele Marcassa e Ivo Gallo. Il viaggio farà tappa tra gli altri a Mansuè e Fontanelle, passando per quello scrigno di storia e cultura rappresentato da Porto Buffolè. L'appuntamento quindi questa sera a partire dalle 21:15 rigorosamente su Antenna A3. Adesso per noi c'è il meteo, buon proseguimento. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo. Bentrovati al meteo. Circolazione depressionaria sull'Italia, meno sole sul nostro territorio, ma ancora nessuna pioggia. Vediamo il dettaglio di venerdì 18 marzo. Sul Veneto sarà asciutto ma molto nuvoloso per la presenza di nubi alte. In pianura saranno possibili delle schiarite soleggiate nel pomeriggio. Sulle zone montane nuvolosità irregolare, anche consistente, e non si escludono debolissimi piovaschi associati. Venti moderati a tratti tesi dai quadranti orientali. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 3 e 8 gradi, massime gradevoli, comprese invece tra i 13 e i 16 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso la grafica ci mostra che avremo locali annuvolamenti nel corso di questa giornata. Temperature minime tra 3 e 8 gradi, massime sui 15-16 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, cielo anche qui in prevalenza coperto, qualche schiarita ci sarà, ma insomma nulla di particolare da segnalare. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sui 17-19 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo.